Sono Alberto Bernabei dell'Istituto Tecnico Marconi. Oggi presentiamo il villaggio Solico. È un villaggio, diciamo, indipendente, è partito dal presupposto che in Africa, dove ci sono problemi per l'energia elettrica, dove non è possibile trasportarla perché comunque il trasporto di energia costa, perché sappiamo che il rame sta aumentando di prezzo e poi ci sono delle perdite che vengono pagate. Allora abbiamo introdotto questo, la tecnologia del fotovoltaico. Il fotovoltaico cos'è? È un pannello che converte l'energia del sole in energia elettrica. Con questo possiamo alimentare qualsiasi abitazione, qualsiasi utilizzatore, senza avere scorie, come sappiamo benissimo da per esempio impianti nucleari. Un'altra cosa che possiamo andare a alimentare è il motore di una pompa. Sappiamo che là in Africa il problema è l'acqua, che non tutti hanno l'acqua corrente in casa. Il bello dei motori elettrici è che hanno un alto rendimento. Hanno un rendimento fino all'85%, vuol dire che la potenza che assorbono viene utilizzata quasi tutta. Questi sono degli strumenti che ci indicano la corrente che scorre nell'impianto e la tensione ai capi del nostro pannello. Possiamo fare già una verifica. Sappiamo che più energia solare abbiamo, più energia elettrica produciamo. Quindi se noi simuliamo il passaggio di una nuvola, vedremo che la tensione sul pannello diminuisce. Se la nuvola si toglie, ritorniamo alla tensione 12 volt.